la prima grande vittoria, guardate, ve lo dico con un filo di emozione nella voce, perché io raccoglievo le firme con mia figlia piccola nel cestino e raccoglievo le firme per il sindaco d'Italia, perché vi ricordate che prima del 94 non si eleggeva direttamente il sindaco, ma eleggevamo dei gruppi politici che poi insieme, quello che si fa adesso per il Parlamento, poi insieme loro decidevano che sindaco mettere. E Mario Segni aveva proposto questo grande referendum per eleggere direttamente il sindaco, per dare più stabilità al governo, e io sono stata una di quelle che ci hanno creduto e che ha raccolto le firme per poter fare questo referendum che ci permette di andare a votare direttamente persone come Rucco, persone come me, persone come tanti che sono qua, e di questo ne vado assolutamente orgogliosa. Grazie a Dio la passione non è mai venuta meno, e guardate che la passione porta ad un altro grande sostantivo, che è la compassione, cioè il patire insieme. Dio sa quanto io ho patito nel vedere il mio partito ridotto a zero, e non per colpa mia, non per colpa mia, non per colpa di persone come me che vanno a suonare i campanelli per fare eleggere la gente, ma per colpa di chi al posto mio sceglie e mette dei candidati che non sono eletti ma sono nominati, e basta. E basta, 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 perché io voglio poter decidere chi mandare in Europa a rappresentarmi. Io non mi sento rappresentata da persone che escono da un catalogo di plastica, non più, perché ho speso 35 anni della mia vita con una passione continua, rubando tempo alla famiglia, perché ho avuto la fortuna di avere una famiglia che ha condiviso la passione che ho, che è un impegno quotidiano. L'essere sindaco del mio paese, io ho avuto la fortuna di poter essere assessore provinciale, l'ho fatto con tutto l'impegno del mondo e ho chiesto l'aspettativa per quei 5 anni di mandato in provincia, l'ultimo mandato elettivo in quel caso lì, mentre per il mio mandato da sindaco, che era il mio sogno politico, poter essere il sindaco del paese dove sono, molti di voi si metteranno a ridere, ma non è così perché io era il sogno politico io sono per 5 anni ho abitato fuori da Rossano, che mi sono sposata e hanno cercato di convincermi che un'altra regione era più bella della mia, quindi per 5 anni ho vissuto nelle Marche. Poi avevo la voglia più lunga del collo di tornare e mio suocero si ricorda che quando sono partita da Rossano mi sono fatta una fotografia davanti al municipio vecchio dicendogli: io un giorno tornerò e farò il sindaco di questa città. Avevo 27 anni. Ci abbiamo lavorato tanto, sono diventata sindaco 6 anni fa. Stiamo cambiando il volto del mio paese grazie ai contributi, grazie a una programmazione, grazie al fatto che siamo lì dalla mattina alla sera. Io la mattina insegno, vado a scuola 2-3 ore tutte le mattine, poi vado in municipio, dove resto fino a sera insieme ad un gruppo di giovani. Ho investito sui giovani perché credo che l'eredità più grande che posso lasciare al mio piccolo paese è quella di formare delle persone che vedono la politica come la vedo io. C'è una politica fatta di persone per bene, perché la politica è una bella cosa, fatta di persone che possono fare l'interesse degli altri, perché l'impegno civile che tu hai messo nel titolo che mi hai dato, l'impegno civile è il voler esserci per potersi impegnare a cambiare le cose per gli altri. E per finire il discorso che ho iniziato parlando delle donne che si lamentavano di se stesse 35 anni fa, io ho capito che anche che il mio piccolo lavorare con loro è servito a qualcosa quando alla mia prima sfilata da sindaco insieme con gli alpini, l'ho fatta a Schio, era una sezionale, e eravamo, le donne di solito le fanno sfilare per prime, le mettono davanti. E quando passavamo, tutte le persone che c'erano, uomini e donne, dicevano: dai sindache, forza sindache, e applaudivano. Dico: ma le cose sono cambiate. Le cose sono cambiate, adesso ti votano. Io 20 anni fa non sarei potuta essere a Rossano sindaco perché il mio paese non mi avrebbe votato. Con l'impegno, con il lavoro e la dedizione, insomma, le cose si possono cambiare, basta crederci. Io ringrazio chi ha parlato prima di me e starò qui fino alla fine per sentire gli altri contributi, e credo tanto nella meritocrazia. Ai miei ragazzi dico sempre, a tutti, io insegno alle superiori, mettetevi in lista, tanto sanno che sono sindaco e se non lo sanno glielo dico.
Poi dico anche che sì, sei politico no, però se sono cittadini di Rossano gli do mezzo punto in più. Se sono anche juventini, 1. Lo dico per scherzare, perché il ragazzo impara di più se c'è un'empatia. Un'empatia non vuol dire che gli regali le cose, ma l'empatia vuol dire che lui sa che in te trova delle risposte, che è una cosa diversa. Allora ai miei ragazzi dico, impegnatevi nel coro della chiesa, nel calcetto, in un'associazione, e poi andate a vedere il consiglio comunale, andate a vedere chi vi rappresenta, andate a vedere chi decide se costruire un campo da calcio o un campo di pallacanestro. Andate a vedere e mettetevi in lista. Non mi interessa il partito, però mettetevi in lista e lavorate per il vostro paese, perché il paese cambia se voi ci siete.